Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vorrei fare due piccoli ringraziamenti che però sono molto importanti per noi. La prima persona che vorrei ringraziare è Alex Pogacci, che non so se è qui. Ecco, ciao, piacere di conoscerti, perché abbiamo avuto una grande collaborazione durante tutta la trattativa per l'acquisizione dei diritti. Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Kot uvod bi rad se zahvalil dvem osebam. Ta prva je gospod Aleš Pogačnik, ki je pomembno prispeval pri pogajanjih za pridobitev vseh pravic v zvezi s to knjigo. Poi vorrei ringraziare Otto Lutar per questo invito che per noi è importantissimo, perché oltre all'interesse per il panorama letterario sloveno è per noi molto importante continuare a presentare i nostri libri anche in Slovenia, perché il senso di pubblicazioni come queste è cercare di portare il punto di vista di un editore straniero anche qui. Zahvalil bi se rad tudi gospodu Lutarju za povabilo na ta zelo pomemben dogodek. Naj poudarim, da je naše zanimanje za slovensko literarno sceno zelo veliko in za nas je zelo pomembno, da lahko predstavimo našo knjigo v Sloveniji, zato ker prav naš smisel izdajatelja kot knjige je, da predstavimo naš vidik tudi v Sloveniji. E poi Polianka Dolhar dello Slovenski Klub di Trieste e Anja che tradurrà per noi le nostre parole. Hvala. Še Slovenski klub v Trstu, Adjolar in tudi meni bi se gospod rad zahvalil. Hvala lepo. Okay. Boris Pahor ha detto che l'anno scorso, nel centenario dell'incendio del Narodni Dom, la consegna simbolica alla comunità slovena, la restituzione simbolica alla comunità slovena è stato per lui la chiusura di un cerchio. Boris Pahor je lansko leto ob stoletnici požiga Narodnega doma povedal, da je simbolična vrnitev Slovenije zelo pomembno dejanje. Credo che il cerchio però si chiuderà definitivamente solamente quando gli italiani chiederanno scusa per per le atrocità che sono state commesse in questi territori. Mislim pa, da bo ta krog sklenjen le takrat, ko se bodo Italijani sposobni opravičiti Slovencem za hudodelstva, ki so bila takrat jim storjena. La nostra casa editrice si è sempre occupata di tutela dei diritti umani e abbiamo cercato di farlo attraverso la pubblicazione di biografie, libri di interviste, antologie di poesia, ma mai avevamo affrontato la pubblicazione di una graphic novel. Naša založba se že več let ukvarja s varstvom človekovih pravic in sicer preko objave biografij, različnih poezij, monografij, vendar da bi to storila skozi objavo prevoda stripa, zgodovinskega stripa, je to prvič tak primer. Il tema delle violazioni dei diritti umani nei confronti della minoranza slovena in Italia lo avevamo già affrontato pubblicando un libro di interviste sui fatti di Serdolac che
Può ripetere? Il tema della violazione dei diritti umani nei confronti della minoranza slovena in Italia era già stato affrontato con la pubblicazione di un libro sulle vicende di Servola, del quartiere sloveno di Trieste. Torej, temo o človekovih pravicah, o kršitvi človekovih pravic slovenske manjšine smo nekoč že obravnavali s knjigo Servole. Ja. E quando ci è stata proposta la pubblicazione di questo libro, di questa graphic novel su una vicenda così terribile come l'incendio del Dome, da lì l'inizio del fascismo in Italia, abbiamo ovviamente subito accettato, anche se con molta paura, perché non avevamo mai affrontato la pubblicazione di una graphic novel e soprattutto in traduzione. Ko nam je bila ponujena objava knjige o požigu Narodnega doma in torej začetku fašizma v Italiji, smo to z veseljem takoj sprejeli, čeprav s pridržkom in malce strahu, saj je bilo to prvič za nas, da bi objavili prevod knjige, stripa. La divulgazione, ma la memoria tramite la divulgazione di questi fatti storici, la costruzione della memoria tramite la divulgazione di questi fatti storici è per noi la cosa più importante. E quello che tentiamo di fare è trasportare questa vicenda in Italia, per parlarne in Italia, in modo che non sia solamente circoscritta alla zona del Friuli Venezia Giulia o di Trieste, dove si è svolta la vicenda, ma venga conosciuta in tutta Italia. Torej, širitev spominov na te dogodke z objavo te knjige in s tem prenos teh dogodkov v širšo Italijo, ne samo na območje Furlanije, Julijske krajine in Trsta, je za nas zelo pomembno in prav to želimo s tem z objavo tega prevoda tudi storiti. Dobar dan a tutti, sono Patrizia Dughero, d'altra parte di Voodoo Libri, e mi associo ai ringraziamenti completamente e aggiungo anche un ringraziamento speciale a Zoran e Ivan Smiljanic, gli autori, i fantastici autori di questa graphic novel, e ovviamente alla traduttrice Daria Betocchi e anche a Ania ovviamente, ma si parlavo del libro. Lep pozdrav vsem, sem Patricia Dughero, prav tako predstavljam založbo Voodoo Libri in tudi jaz se pridružujem zahvalam. Najprej bi se rada zahvalila avtorjem Zoranu in Ivanu Smiljaniču ter Darji Bertoki, ki je ta strip tudi prevedla v italijanski jezik. Una buona parte della motivazione per cui ringrazio gli autori è proprio nella postfazione di Ivan stesso, lo sceneggiatore, che ci racconta egregiamente come si è costruito questo libro. E in particolare li ringrazio perché mi hanno consentito come editrice finalmente di pubblicare un testo con immagini basato su una narrazione per immagini che è la mia formazione, e in particolare poi mi fermo. En pomemben razlog, zaradi katerega bi se želela posebej zahvaliti avtorju Ivanu, je prav to, da sem kot založba prvič imela priložnost, da objavim eno knjigo s slikami, ki je tudi del moje poklicne poti, mojega izobraževanja. E come appunto dice, ci conferma Ivan nella postfazione, gli autori si sono ritrovati
nel dilemma di avere tantissimo materiale a disposizione e doverlo trasmettere attraverso le immagini. E quindi una selezione di quello che può essere definito un bosco di informazioni e questa cosa è avvenuta anche con una selezione tra il punto di vista italiano e quello sloveno, che è la cosa fondamentale del volume. Kot je poudaril že avtor Ivan, pri oblikovanju te knjige smo se srečal z veliko količino materijala in dokumentov in veliko količino informacij, ki jih je moral prenesti skozi slike in zelo skrčeno besedilo. In prav ta selekcija besedila in dokumentov se je tu zgodila skozi vidik, torej skozi italijanski in skozi slovenski vidik. E questo dimostra come sia problematica la trasmissione del fascismo di confine e della narrazione storica del fascismo di confine, e in particolare il nostro intento di divulgarlo in tutta Italia. Siamo distribuiti in tutta Italia e possibilmente anche con presentazioni, speriamo, perché è una parte della storia molto difficile da trasmettere e molto poco conosciuta. La zona di confine dal Friuli Venezia Giulia è una zona che non è molto conosciuta, tant'è vero che in Italia, a Bologna, noi veniamo da Bologna, spesso pensano che persone magari che Gorizia sia in Slovenia. Torej, zlasti bi želela izpostaviti, kako težavno je predstaviti fašizem na meji, kako težko ga je pripovedovati kot del zgodovine, saj je v Italiji ta del Furlanije Julijske krajine in ta obmejni fašizem zelo nepoznan. In recimo mi prihajamo iz Bolonje in veliko ljudi tam misli, da se Gorica nahaja v Sloveniji. Quindi c'è molto da trasmettere. Appunto la narrazione attraverso immagini diventa una scrittura altra che vuole essere un po' una delle nostre frontiere, perché crediamo che certi fatti vadano trasmessi sia ai giovani, quindi divulgati in una maniera appetibile, con appeal, sia ai giovani, young adults, sia a tutti in una maniera immediata, universale e anche primitiva in qualche modo, e soprattutto pensiamo che la trasmissione della storia e dei diritti umani debba avvenire attraversando i generi e creando quindi anche un nuovo concetto di memoria verso la post-memoria. Ravno zaradi tega menim, da je treba v Italiji ta del naše zgodovine še bolj predstaviti, torej da imamo o tem še veliko zapovedati v Italiji. In prenos te zgodovine, teh dogodkov skozi slikano besedo je mogoče mladim bližje, torej da skozi sliko lahko to bolj približamo mladim in tudi to povemo na bolj primitiven način. In menim, da mora ta prenos zgodovine človekovih pravic, to pripovedovanje, potekati preko generacij in ravno to je ta nov koncept, ki ga mi želimo poudariti
L'ultima piccola nota riguarda la prefazione, l'autore della prefazione, che è Davide Toffolo. Abbiamo chiesto a Davide Toffolo di fare la prefazione perché non solo è un grande fumettista, Zoran lo conosce molto bene, ma anche una rockstar in Italia, quindi abbiamo pensato che la prefazione di una persona così conosciuta anche tra i giovani potesse essere un veicolo di trasmissione importante della vicenda. Grazie. Naj poudarim, da je predgovor spisal gospod Davide Toffoli, en zelo znan stripar, ki v Italiji velja kot ena rock zvezda in zelo poznan tudi med mladimi. In zato smo menili, da bi bil njegov prispevek zelo ugoden k tej naši knjigi, k širitvi tega v Italiji. Hvala lepa.